Stadio Mario Battaglini, una bellissima giornata di sole per questa prima giornata di ritorno del campionato d'eccellenza 2012-2013 che vede affrontare allo stadio di Rovigo la VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta in tenuta classica rossoblu e i Crociati Parma. Crociati Parma allenato dall'ex rossoblu Stefano Bordon, che fa il suo esordio da allenatore qui allo stadio centrale della sua città natale. Vediamo subito le formazioni. Crociati Parma con Ferrini, Gennari, Castella, Alberghini, Caritiello, Zucconi e Michel in mediana, Mandelli, Dell'Acqua e Sciacca in terza linea, Pedrazzani, Amenta in seconda, Negrotto, Manghi, Grassotti e la prima linea. Risponde la squadra allenata da Polaru con Stefan Basson estremo, Zorzi e Wilson alle ali, Menon, Pedrazzi centri, Lenarduzzi, Calabrese in mediana, Ferro, De Marchi, Persico le terze linee, Montariol, Ciuchina le seconde, Ceglie, Moni e Lombardi la prima linea rodigina. Arbitra l'arbitro Roscini di Milano. Probabilmente Grassotti, tanto per dire, il pilone, il numero 1, ma tanti altri fanno parte del 15 schierato dalla squadra di Stefano Bordon, che va in vantaggio con il calcio piazzato di Gennari. Ancora Jeff Montariol, sicurezza Jeff. Proviamo ancora ad andare dentro con il pack. Si frappone la linea difensiva dei Crociati. Cerchiamo in qualche maniera di andare di là. Arrivano i rossoblù a proteggere l'ovale. Calabrese, una mini unit con Persico, aiutato da Andrea De Marchi. Arriva anche Luke Mahoney. È buona però la difesa del Parma. Avanza Rovigo. Cade il raggruppamento, ma continuiamo ancora con le vale in mano. Luke Mahoney, pallone a disposizione per Calabrese. Lenarduzzi prova da solo, ancora non apre. È braccato bene da Amenta e anche da Castel, il centro. Ancora Calabrese, apre per Basson, Ferro ancora per Ciuchina intanto c'è un vantaggio del Rovigo. Torniamo sul punto da cui eravamo partiti, all'interno. È stato uno scarico all'interno da Basson, avanti di 3, parte Stefan. Il pallone sembra certo, sicuro, diretto in mezzo ai pali. 3-3, quando siamo al 19esimo del primo tempo fra VEA FMCZ Rugby Rovigo Delta. Vediamo la touche, terzo blocco. Buona la presa di Andrea De Marchi per Matteo Ferro, con tutta la propria potenza va alla collisione. Cerca di fermarlo in qualche maniera Carritiello, ci riesce, siamo lì attorno al raggruppamento. Vediamo Rovigo, lanciato in corsa Matteo, che deve far esplodere tutti i propri chili. Intanto mi sembra che ci sia la meta di Jeff Montariol. E Jeff Montariol, come sempre lì, è un vecchio lupo di mare, uno che ne sa uno più del diavolo. Questa segnatura, questo toccato della seconda linea italo-francese, probabilmente l'uomo più importante nel nostro team attualmente. Luke Mahoney, stavolta la touche è buona con Montariol. Calabrese prova l'intervallo, se ne va Guido Calabrese, c'è il sostegno di Otis Lombardi e andiamo a segnare la meta da touche. Montariol, Calabrese attacca verticalmente la difesa dei Crociati, dove Sandona sta mettendo comunque in difficoltà il Prato. In questo momento è in vantaggio il Sandona per 5-0. Persico per Stefan Basson. Parte Stefano ancora. Apre per Francesco Menon. C'è anche Lorenzo Lubian. Che è entrato in campo. Qua vediamo Zanirato, Stefan Basson. Un po' di confusione, Stefan va da solo. Non è riuscito a scaricare per l'inserimento di Luke Mahoney. Francesco Menon cambia il piede d'appoggio, molto bene Francesco, se ne va, semina il panico nella difesa dei Crociati per Luke Mahoney. Va allo scontro con Amenta, ancora Montariol, grande azione del Rovigo. Montariol non riesce poi la trasmissione ad Alberto Zorzi, però ci siamo ancora con lo stesso Mahoney a pochissimo dalla linea di meta. Proviamo ancora lì, sono le mani dei Crociati su quell'ovale. Proviamo a rigiocare con Lenarduzzi apre tutto per Ciuchina internamente per Stefan Basson, che è da solo e con un balzo va a segnare la propria meta. Il sorriso di Stefan ci riempie il cuore, con Stefan Basson che cerca la conversione. 22-3 in questo momento.
parte Basson al piede, sembra stretto, ahimè è stretto questo calcio, per cui è riuscito a negare la possibilità di meta ai crociati, almeno sin qui. Cross kick su cui fa guardia Jeff Montariol, c'è un'assistenza tipo alzata da palleggiatori di pallavolo per Mandelli, ma su questo in avanti dello stesso capitano dei crociati finisce il match. Rovigo batte Crociati 22-3.